Solita scena, soliti ragazzi, solite bande, degrado totale, gente che non entra in galleria perché ha paura, buio, c'è un buio pazzesco, non si vede neanche un metro. E chiaramente anche noi ne risentiamo nel lavoro. Giorgio Zacco, titolare dell'omonima gioielleria di Piazza Giorgione, dice che la misura è colma. Questo angolo di Castelfranco è diventato un anfratto, meta di bande di ragazzini e sfaccendati che fanno anche i loro bisogni, ma non solo. Io ho visto anche spacciare, sì. Poi, sa, ormai è talmente una cosa normale quasi che c'è spaccio, c'è ragazzi che si bevono, che buttano tutto per aria, che fanno come se fosse casa loro. Per terra nel recente passato sono state trovate anche delle siringhe, oggi tra erbacce e sporcizia affiora pure un test di gravidanza. L'area fa parte del complesso della Fondazione Morello, che ha sede nel palazzo cinquecentesco affacciato sulla piazza principale, fondazione che da qualche tempo ha presentato in comune un progetto di riqualificazione accanto ad altri privati di via Romanina. Noi qui abbiamo un problema sostanziale, ho più di 50 famiglie che partecipano alla formazione dei corsi della fondazione e non possono assolutamente quei ragazzi piccoli di 7, 8, 9, 10 anni passare in un degrado di questo genere qua. Ce ne facciamo carico tutto noi. Abbiamo già presentato le volumetrie, siamo già d'accordo anche con i soggetti confinanti, quindi noi metteremo a posto tutta quest'area per renderla appetibile al territorio. L'altro obiettivo, spiega Casteller, è quello di ripianare la posizione debitoria della fondazione, che continuerebbe la sua attività nel palazzo storico. Il nodo ha sollevato perplessità tra i consiglieri comunali, soprattutto di minoranza. Chiediamo che venga portata il più velocemente possibile in Consiglio l'approvazione della variante volumetrica. Preciso fin da ora che noi non utilizziamo volumetrie in più, anzi abbiamo rinunciato a più di 2500 metri cubi.